Il popolo dov'è? Al calduccio a casa, vero? Ogni cosa ma cazzo, io non lo so, ma cazzo, ogni cosa tutta lì che parla di non lo sapevo, che cazzo non sapevo, non c'era la spiegata, gli ha messo la spiegata che non c'entrava un chiamato, mi hanno detto, ma che cazzo, se tu mi dici una cosa, io non vado a capire, io mi accerto, se mi ho visto io vado, guardo e poi dico c'entro, no? Invece questo dice, per sentito dire quello che sta scusando, a me mi hanno detto che cazzo ti ho detto, ti devi assicurare delle cose, non devi sapere va bene,
importa che devi apparire, che importa che parlare, che cazzo devi fare? Deve apparire, quello di andare a riportare le cose senza essere sicuri è un grandissimo casino, è un grandissimo casino. Ma io non lo sapevo, ma questo non sapevo di che, ma so te che, non che, foto, non foto, non posso, il giorno abbiamo fatto le prove col vestito, però non ero, Francesco, le prove, avevo fatto le foto, non so chi l'ha messa nel suo profilo, che cazzo, il calcio non l'ha subito, e io pensavo che ormai l'ha messa, ma che cazzo non non c'è che fare, avevo lanciato la moda ancora non l'ho vestito, ma dai, e voi come siete? E voi come siete? Non ce la fai a venire alla fidanzata? Perché ci stava organizzando quello che quello è la bandiera del popolo sacro. Ci ho provato. si caccia nelle acque. Sembra che cazzo nelle acque. Ma poi anche ho detto, ma scusa, quello come scende? A meno che te nella bandiera gli devi mettere due piombini che la tenga a passare, però poi ce la fai, no? Quando è in volo, Questi sono una cosa ma ci voleva qualcosa, non so, una sorta di cenaglietto e prendere la bandiera, esatto, e due piombini sotto, per tenere sì. Uno messa in una stina, rigida, legata al Possiamo iniziare, abbiamo già un elenco di persone che devono intervenire. Allora, giusto per precisare che oggi qui discutiamo del problema del scuola in Sardegna, del problema di un eventuale centrale che voglio mettere a portare in Sardegna. Gli altri argomenti se ne occuperemo a tempo debito perché sarà necessario per confianza, è necessario, stiamo dicendo, stavo dicendo, parliamo di questo problema, perché ci sono tanti problemi di cui saremo oggetto di un la scelta della Sardegna, però in questo momento diamo subito la parola a Bustiano Composto e segue Francesco Fattura. Bustiano, a te la parola. Scusate, intanto per spiegare il testo di comitato non per noi stiamo esiste una serie di persone di organizzazioni che si occupano di questo problema e sovranità. Quindi si mobilitano anche nei presenti, analisi e mobilitano su questo strumenti hanno fatto in altre occasioni. Il Parlamento del referendum si è statuato piena bandiera, cioè un popolo unico che ha atto chimico a tanta sconferenza, da intento a tanta vita
che le bandiere. Posamente poi se non vuole dire che via Roma tutto plena decente in maglietta gialla, quindi tutto tanto di sanonimo del suo popolo sardo, involatosi in terra per manifestare la volontà di questo popolo. Cioè, este movimento nucleo è resistito a sopravvivere proprio con questo vivo, che non ha fatto una questione alle bandiere. Guarda, 700 iscritti sul comitato nucleo e hanno adesso centro-destra pure estremo a su centro-sinistra pure estremo. Quindi non si distingue per quale motivo già siamo tutti tanto parte di un popolo e dunque la massima in grado di superare le barriere ideologiche, sociali, eccetera, eccetera, non unire pari, o se no questa battaglia è sperdita. E guardate bene che questa battaglia è veramente dura a vincere. Su 27 di questo mese è scarico sul tempo che si associano e su MISE, cioè sul Ministero o chi si occupa praticamente di questo argomento, il si adatta in Toscana devono a presentare le autocandidature eventuali comuni che chiedono aspettare sul deposito unico oppure zonas militari che addirittura sono stata sollecitata da ospitare sul deposito unico di scoria nucleare. Sul pericolo del questo deposito li stimo tutto caleste, insomma magari vi spendiamo qualche parola, però io voglio dare informazioni insomma che hanno letto come comitato e che sono estremamente importanti. Intanto vediamo che sono saltate principale di questa cosa che si intanca da su 23 di agosto, notate bene, pare che l'abbiano separata apposta, scelto proprio a proposito di tancare questa procedura su 23 di agosto e su 23 di aver vestire un decreto che stabilisce essa graduatoria, la classifica di priorità del suo sito candidato da Isola a ospitare il deposito unico. Questa informazione che abbiamo noi, la Sardegna ha accanto pare possibilità di occupare se non sul primo posto ma tra sul primo posto. Pure che la Sardegna è la terra in un bebbata possibile possibile. Praticamente sono 14 siti possibili in Sardegna, mentre in altre zone sono mischiate a fare in due regioni che arrivano a 6 siti, ma divise in 2 regioni. La Sardegna quindi ha la probabilità se mette a mano la chiesa di separata a ospitare questa altra servitù grave, ma guardate bene, che non è una servitù assimilabile a altra servitù. Sul deposito unico di scoria nucleare presuppone intanto una militarizzazione di questa zona che diventa una zona sensibile militarmente e quindi è un'occupazione ulteriore, occupazione militare, ma che una servitù caro bruso a strinta della servitù militare attuale che non ha una durata di 20 anni o di 20 anni, ma va di scoria che hanno decadimento di 1 milione di anni. Quindi si tratta di una servitù perenne per questa terra. E le scritte poi che hanno fatto un deposito unico di scoria nucleare diventa attrazione, provare scoria nucleare prodotta pure in fora, prodotta in Francia, prodotta in Spagna, come hanno fatto con la base militare si taglia la base in Sardegna, si è stata affittata, assasata lo Stato, si è stata affittata a Sanato. Tra l'altro che Cannesi pure su che paccaia, cioè è stato incassato pure, non è che l'ha distribuito nel banco in terra. Ma questa mobilitazione serve
Guardate bene, oggi questa è una manifestazione, questa chiamiamola sit-in catalizzatore, cioè serve di catalizzare un momento di mobilitazione che poi deve diventare di massa, però noi se no che ci nascondiamo siamo all'avanguardia, ma l'avanguardia che si allontanano, ma non la vinghero, non la vinghero che tiene sul popolo, l'arma più potente di un popolo è sul popolo stesso. Come se illudete che la Sardegna sia protetta dai sopravvvissuti su mare e che quindi le storie in mare sono difficili da viaggiare. Tornano in Italia, e cioè che hanno piccato le scuole in Inghilterra e voi pensate davvero che non aspettano a trasportare fuori il baule in Sardegna, ma Minara non vanno porta dato, ma cosa può sbarazzare da sei storie, neanche le vecchie le portano, l'importante è che non giocano le storie in dove sono, che non si intonano le storie radioattive, né che si cappella Sistina, non è che si crea Santo Petro, sono fuori tono, hanno d'immagine con il Stato italiano, anche in un deposito qui su Lazio per esempio, poi su Lombardia, qui su Duomo, e ti figura che in un deposito di storia. Invece in Sardegna, in un biscoria, già da tanto, ammentate per Sariversa, hanno fatto in questa manifestazione contro Sariversa che hanno demolito tutto parte della ferrovia italiana è chiaramente la scoria alla sini di smaltine in occhio si riversa in questa zona del Susulci. Quindi guardate bene, su rischio est meta e si ha bisogno di una mobilitazione meta importante. Entriamo pure in merito questa questione del picchetto Frattini che ha fatto dei reattori modulari del condominio, cosa assolutamente assurda e non vera, per quale motivo? Per l'unica industria americana che sta lavorando pro reattori modulari, ha tancato, si sono messe 23 e poi ha tancato, già hanno fatto conto economico e su budget che hanno stabilito prima è triplicato e quindi questo reattore non fine più concorrenziale. Anche la balla che Narda Picchetto Frattini è che fa una tendenza verso il nucleare, una palla totale. In America è già adesso 2022 che non si ha che un reattore e non vi nati in programma mancuno. Fatta un allargamento verso il nucleare che si è rivelato o anche de Francia una potenza atomica, ma se ponemos in conto tutti i costi di energia nucleare e storia di energia che costa di più, quindi sono una serie di balle. Bene, noi popolo sardo abbiamo dimostrato che quando noi vi ponemos potevamo essere uniti e potevamo essere un unico fronte. L'abbiamo dimostrato in Sudamerica uniche, il loro referendum votato appositamente, non è il referendum italiano, noi abbiamo votato un referendum in base a questa legge, una legge che permette questo, grazie a Subato, devo ringraziare veramente chi ha fatto questa legge, che è una legge veramente democratica, hanno votato il 90 km perché se non hanno a votare, hanno dato no.
no escusto do tipo de civilidade que nós queremos, no escusto do tipo de energia, no escusto do tipo de história que nós queremos por questa terra. E noi, che siamo in questa piazza, abbiamo responsabilità umana, siamo a generazione vivente. Oggi noi siamo Dio, siamo in opera e tocca a noi a difendere questa terra. Che le generazioni invenienti del futuro non sono a giudicare, a mannare, ma la generazione vivente, i sosanno 2020, 2015, eccetera, eccetera. Il Teban l'ha fatto, si nos ha lasciato una terra in una servitù di questo tipo. E te l'hanno fatto, ecco qui te non devi conferrare, abbiamo responsabilità e non solo che noi la stessa quota di responsabilità. Non è che io questo composto che lo accade nel coordinatore una responsabilità uguale, noi la deve giocare questa responsabilità, si la deve piccare che questo è un appuntamento storico, meta importante che può determinare per questa terra destino importante. Siamo tutti sempre che siamo in diverse lotte, e stiamo pure in questa diversa lotta per divisione, eccetera, eccetera, ma questa contro sul nucleare non deve unire. Che adesso le cose si può tornare pure in dai secoli. Una base militare la potremmo smantellare, una pala eolica che la potremmo involare a mare, ma un deposito di scoria radioattiva sempre. Mezz'ora in radio con te. No, è a persecuto. Come da Sarresones. Intanto, sugli annau cristiano, io sono d'accordo, e dunque è inutile a ripetere. Invece, se io vado in considerazione narrando su Rus Vastas, guardate che io non mi meraviglio se lo Stato e il governo decidono di piazzare le scorie nucleari in Sardegna. È una costante. Da sempre. L'idea dell'impero, l'idea del centro, qual è? Utilizzare la Sardegna come una provincia d'oltremare. A qualcuno non piace, pensa che sia un termine ideologico, invece risponde alla realtà politica e culturale. Utilizzare la Sardegna come una colonia, base di servizi per lo Stato centrale, base di servizi. Hanno iniziato con l'industria petrolchimica. Cos'era l'industria petrolchimica? Tu Sardegna ti sobbarchi alle prime lavorazioni della chimica per produrre etilene, che comporta grosso utilizzo di capitali, pochissima manodopera, molto inquinamento e devastazione del territorio. Questo etilene, questa materia, questo prodotto semilavorato va nel nord e ci sarà lì la seconda lavorazione, la chimica fine, la farmaceutica, che significa grossi profitti, molta manodopera e pochi investimenti di capitale. Poi noi, dopo aver dato a basso prezzo quell'etilene, compriamo le vicine, compriamo la chimica fine. In questo scambio cosa succede? Noi ci impoveriamo sempre di più e loro arricchiscono sempre di più. Nel senso che è uguale, tu vendi prodotti a basso valore aggiunto,
acquisti prodotti ad alto valore aggiunto, di qui l'arricchimento del nord e l'impoverimento della Sardegna. Quando uno mi dice, ma noi dobbiamo fare, per esempio era la posizione di CGIL, non capendo che mai e poi mai il nord ti permette di fare le seconde e terze lavorazioni, perché loro hanno il coltello dalla parte del manico, sono forti loro, decidono loro, non te lo permettono. Nella stessa direzione va l'utilizzo della Sardegna come base militare, oltretutto con mascherature ideologiche odiose. Siete pochi, la Sardegna è una zona non sismica, c'è molto territorio, tante grazie. E io devo fare carico della difesa dell'Italia, che sta quasi da sola, 65% delle basi e servitù militari. Oltretutto, a gratis. Addirittura un membro della commissione paritetica per le servitù militari mi ha detto che non danno neppure la miseria di quello che dovrebbe dare lo Stato, sono in ritardo nel pagamento. Io rifiuto quella miseria. Bene, arriviamo alle scorie, e prima delle scorie i vostri eolici. La logica è sempre la stessa, identica, guardate. Noi ci teniamo la devastazione del territorio, del paesaggio, la devastazione dell'identità etno-antropologica, culturale, linguistica, per produrre energia pulita, che la chiamano, tante grazie, agli altri, in compenso di che cosa? In compenso di niente. Io credo che sia l'ultima tappa, perché dopo le scorie cosa che fare? Io invito gli amici a diffidare delle succursali dei partiti italiani che hanno le case madri a Roma e a Milano. Non che io sia contro per principio le istituzioni, dove possiamo dobbiamo entrare, anche se non ce lo permettono con leggi truffa che di fatto impediscono a movimenti, partiti di entrare, perché si sono già appaltati i posti per decine e decine di anni. Ecco perché utilizzo, scusate, non strumentalmente questa sede per fare in modo che si arrivi a una legge proporzionale. Mi interessa poco da chi viene proposta, che si arrivi al fatto di eliminare la legge truffa che di fatto impedisce la partecipazione a livello elettorale istituzionale. Diffidare quindi di questi, che fare? Io non vedo altra strada. La partecipazione, la mobilitazione, l'organizzazione popolare e comunitaria partendo dai singoli paesi. Un po' quello che mirabilmente state facendo. Grazie. Grazie professor Casula. Diamo la parola a Giacomo Meloni della Confederazione Sindacale Sarda e a seguire si prepari Rosalba Meloni. Prego Giacomo. Grazie. Io ricordo una manifestazione grandiosa qui davanti al Consiglio regionale. Ci coricammo in terra per simulare un attacco nucleare. Oggi siamo qui per ricordare a questi signori, alla politica tutta sarda e nazionale, che la Sardegna ha già detto di no. Perché ci costringete a ripeterlo? Abbiamo detto di no con un referendum, con una maggioranza assoluta. I sardi hanno detto no. E a questo ficchetto, io lo chiamo ficchetto, ma la vuole smettere di mettere il naso in Sardegna? Vuole essere pizzicato?
Qui in Sardegna non deve entrare neppure un grammo di scoria nucleare. E se volete che noi ripetiamo, ma questa volta non un giorno, ma una settimana qui, finché voi non uscite chiaramente e dite che è tombale. Qui in Sardegna non deve un grammo di scoria nucleare. Ma l'hanno detto tutti. Ci sono i documenti firmati, ci sono i documenti del Consiglio regionale, perfino dei vescovi della Sardegna che hanno detto in Sardegna non devono essere messe le scorie. Però questi signori, come ha detto bene Francesco, si ripetono, è sempre la stessa musica. Adesso c'è l'operazione portoghese, bisogna mettere qui a Giorgini un grande deposito di gas, perché le navi possono arrivare mentre non può arrivare a Portoghese perché passa il fondale, allora la nave gassiera arriverà qui, bloccando per 12 giorni ogni traffico portuale. È una bomba, è una bomba. Meno male che si è svegliato Massimo Zedda e la giunta di Cagliari e fra poco il Consiglio dirà no, ma non basta. Caro Alessandro Todde, ti devi svegliare, non basta dire le parole, dire non lo farò, scrivi, fai documenti, fai azioni. Queste azioni vogliamo, non quello che state facendo adesso, ce l'hanno ricordato i lavoratori della sanità. Ma state facendo un obbrobrio, vi abbiamo detto tutti insieme che non era il momento di fare l'operazione di cambiare i vertici delle ASL. Lo volete capire che non siamo scemi, volete mettere i vostri uomini, ma vuol dire almeno un anno che va a casino tutta la sanità oltre a quella che è. Abbiamo detto immediatamente fate le case di cura, fate le case che volete chiamare con qualsiasi nome, ma vuol dire nel territorio avere la possibilità di guarire. Ma ritorniamo alle scorie. Ma vi sembra? Non ci sono solo le scorie nucleari, ci sono le scorie industriali. La Portovesme SRL che faceva fumi di acciaieria, ma non tutti sanno che cosa è le fumi di acciaieria. Portavano pezzi di carri armato, pezzi di aerei, tutta la casina, la merda del mondo. E adesso tutte quante discariche, io lo vado dicendo, ma questi non studiano, né i sindacati, né la politica studia, ma non volete capire che quella fabbrica se ne sta andando perché non sa dove mettere la merda, perché ci hanno riempito tutto, tutte le discariche del Sulfi sono coperte, tutte le discariche della Sardegna sono coperte e siccome non sanno dove mettere la merda se ne vanno. Però dicono, volete il lavoro? Vi facciamo il lavoro nuovo, prendete tutte le batterie, smontatele, togliete le terre rare, togliete tutto, fate un deposito di litio. Ma siete merdosi, andatevene via, il lavoro in Sardegna deve essere dignitoso, deve portare vita, non morte, noi. Qual è il lavoro che danno alla Sardegna? Costruite bombe, costruite missili, costruite droni, riempite di merda ancora la Sardegna, fuori dai coglioni! Naturalmente si riveniva un paio di mesi fa 26 container con rifiuti radioattivi sono arrivati qui nel porto per essere poi portati a Portovesme, di cui non sappiamo niente. L'anno prima una nave con delle scorie radioattive che abbiamo denunciato l'abbiamo fatta andare via, quindi stanno arrivando. Abbiamo, sempre per i 5 minuti, ricordiamo a tutti, sì, Rosalba Meloni del Social Forum mi stava dicendo, si prepari Rita Corda.
Ringrazio Giacomo per il grosso calore che ha messo in quanto ha detto. Purtroppo devo rilevare che noi ci stiamo soffacendo a qualsiasi cosa, nel senso che la reazione popolare è poca rispetto a quello che ci sta crollando addosso. Ringrazio Luciano che ha risollecitato questa tipologia di problema. Anche questo stava passando in silenzio, nel senso che ci sta cadendo addosso di tutto. Abbiamo la sanità che è in situazioni disastrose, abbiamo la scuola che non se ne parli, non c'è lavoro, dal punto di vista dell'assistenza sociale non c'è più niente. Quindi è chiaro che la gente è prostrata ed è più recettiva nei confronti di qualsiasi porcheria venga proposta. Per cui ben venga questo tipo di movimentazione perché ci può realmente far ritornare tutte le grosse problematiche che noi abbiamo. E vorrei sottolineare, certo che abbiamo un inquinamento industriale perché abbiamo accettato tutte le fabbriche possibili. Abbiamo una situazione però di grosso inquinamento militare, di questo non ne parla mai. Abbiamo alcune zone della Sardegna che non sono più accessibili neanche per le esercitazioni militari, perché sono in condizioni di tale disastro, di tale inquinamento, hanno distrutto tutto, stanno distruggendo la flora, stanno distruggendo la fauna, non solo stanno distruggendo noi uomini, ma stanno distruggendo tutto il nostro territorio. Vorrei aggiungere un aspetto: ci stiamo facendo passare addosso tutte le porcherie possibili e non ci stiamo più ponendo il problema della difesa climatica. Stiamo accettando ancora il gas metano, ben sapendo che il metano è uno dei maggiori climalteranti che ci siano, quindi è il concorrente maggiore per quanto riguarda il disastro climatico. Quindi questo noi l'accettiamo passivamente, bello il metano. Ormai anche il discorso del risparmio economico è saltato chiaramente. Non c'è più nessun motivo perché noi possiamo continuare a accettare questa merda che purtroppo sapete che la città di Oristano ormai è totalmente invasa da queste tubature trasportanti metano e sono contenti di averlo. Quindi per fare la corretta informazione, noi siamo vittime consapevoli, alcuni di noi purtroppo, siamo vittime di un'informazione che è disinformazione, perché è un'informazione che proviene dai potentati economici, dalla finanza e non solo locale ma mondiale, e proviene da quello che è il tentativo di militarizzazione totale delle persone e delle loro menti soprattutto. Quindi prepariamoci a una grossa battaglia perché noi siamo non solo all'interno di un sistema di colonizzazione di cui parlarono prima, sistema interno, ma c'è un tentativo di colonizzazione e occupazione mondiale. Ricordiamoci solo le guerre in corso. Grazie, ricordiamo, visto che parlo del clima alterante, che la Saras da sola ogni anno butta fuori 6.300.000 tonnellate di CO2, però siamo sempre in pochi ad andare davanti alla Saras a ricordarlo, siamo sempre in pochi. Abbiamo Rita Corda e si propone Michele Ciudas. Grazie. Il fatto che oggi riparliamo di opporci al deposito delle scorie nucleari in Sardegna un argomento su cui ci siamo già pronunciati. Sì, che il fischietto fa farli ingoiare un attimo, ragazzi. Stiamo parlando. Grazie.
Dicevo, visto il popolo sardo, come diceva Giacomo Meloni, si è già pronunciato e riproporre oggi la Sardegna come deposito delle scorie nucleari è un'offesa verso il popolo sardo ed è un'offesa verso le istituzioni democratiche. Purtroppo queste istituzioni che ad oggi hanno dimostrato di non essere in grado di difendere le prerogative della Sardegna e del popolo sardo. Quindi la questione delle scorie nucleari si lega perfettamente alla questione delle servitù energetiche, delle servitù militari, delle servitù carceraria che abbiamo in Sardegna. Il comune denominatore è che la Sardegna viene considerata una colonia su cui scaricare tutte le servitù e non una regione che ha diritto di autodeterminarsi, di scegliere lo sviluppo che ritiene più opportuno, di scegliere l'energia e la transizione energetica che ritiene più opportuno. Allora, di fronte ad una situazione che vede le istituzioni quasi controparte del popolo sardo, noi dobbiamo prendere atto di questo, che abbiamo una classe politica che non ha preso atto di 211.000 firme di una legge di iniziativa popolare ed è una vergogna. E allora prepariamoci ad opporci a questa calata nuova di servitù per il deposito delle scorie nucleari, ma dobbiamo ripensare ad una strategia, il movimento unito che rinunci alle appartenenze, ma che si unifichi soltanto nel compito di difendere la Sardegna e di affermare la volontà del popolo sardo. Grazie. Grazie Rita. Si prepari Agostino Seni e poi Franco Angioni. Grazie Angelo. Ciao a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il Comitato No Nucleo, perché se noi oggi siamo qua è perché in tutti questi anni il Comitato ha continuato a lavorare, a tenere alta l'attenzione su un problema che non è mai fino ad ora stato risolto, perché lo Stato italiano, state tranquilli che può cercare di far calare il silenzio, ma non dimentica e continua ad andare avanti, lavorando sotto traccia, di nascosto, prendendo accordi con chi ci dovrebbe tutelare, che è sopra, che magari oggi ci ascolta. Perché dico questo? Perché il 28 febbraio, quasi in sordina, il governo italiano e noi ritorno al nucleare, allo stoccaggio per le centrali nucleari. L'abbiamo già visto e hanno iniziato a dover combattere contro le questioni. Stanno preparando la polpetta avvelenata contro la Sardegna, lo stanno negoziando e questa regione non può pensare di dirci che approvi queste scorie. Noi sappiamo come fare, abbiamo fatto una battaglia, noi abbiamo uno statuto che questa regione può utilizzare, abbiamo delle normative urbanistiche che possono essere utilizzate per bloccare l'approdo di queste scorie e la regione Sardegna non può far finta di niente e tacere. L'assessore non può limitarsi a dire abbiamo detto che non le vogliamo. Non funziona così con lo Stato italiano. Servono atti concreti, atti forti, e se non l'hanno ancora capito noi siamo pronti per una nuova mobilitazione che blocchi queste scorie al porto. Non passeranno, ci sbaglieremo per terra, ma loro non passeranno con quelle scorie, non ci faremo ingannare come hanno fatto nel 2021. Devono essere informati, scusate prendo fiato, devono essere informati che questa volta
non aspettiamo a raccogliere firme, non scenderemo in quei banchetti. Questa volta saremo lì di fronte a loro ad aspettarli, a bloccarli col corpo, accada quel che accada. Grazie. Grazie, avvocato Michele Zuccas. Abbiamo detto Agostino Azzeni e si prepari Franco Angioni. Sì, buongiorno a tutti, rappresento Tirreni e Linghi di Salatus. Qui nasce, vorrei evidenziare due cose che vanno di pari passo: l'imbroglio che viene fuori dal Tirreni e Linghi, che praticamente sarebbe dovuto servire per stabilizzare la rete, così dicono le autorità regionali e anche quelle extraregionali. In realtà non è così, questa balla è venuta fuori anche perché si capisce che le linee del nord funzioneranno lo stesso e quindi non è vero che stabilizzeranno la rete. In questo caso invece il grande imbroglio potrebbe essere quello delle scorie cosiddette di impianti di smaltimento di scorie civili. In realtà le scorie civili non esistono, esiste sempre una militarizzazione delle scorie, perché la radioattività, tutto ciò che riguarda la radioattività è competenza militare, quindi richiama la difesa militare. Perciò è un grande imbroglio, si produrrebbero ulteriormente dei siti militari in difesa di queste cose. Per cui bisogna assolutamente militare. Già la Sardegna sappiamo è compromessa con col territorio per quanto riguarda i militari e soprattutto con l'inquinamento radioattivo, che è effettivo. Questo inquinamento colpisce già animali e persone, di cui non si parla, non c'è prevenzione in questo senso. Non è che la radioattività è ferma lì e poi non si muove, non esiste la difesa dalla radioattività, non esiste proprio, questo è il punto. C'è di fatto e comunque i fumi che potrebbero venire fuori dagli scarichi o dalla sala stessa non sono paragonabili alla radioattività. Certamente una industria chimica come quella della SAS può essere riconvertita, potrebbe tranquillamente essere riconvertita a idrogeno e quindi produrre elettricità. Dovremmo voler questo, semmai, ma pensare di paragonare il fumo e la radioattività non è assolutamente possibile, perché è un inquinamento molto subdolo di cui non ci accorgiamo. Ci si accorgono le persone quando vengono colpite e questo bisogna capirlo e bisogna assolutamente fermare questa cosa. Chi poi ha voluto giocare sui referendum, lo stesso ministro che dice che secondo lui poteva esserci una scadenza decennale del referendum, ma è un'assoluta pazzia questa. È una pazzia perché altrimenti cosa potremmo dire? Che ritorna alla monarchia? Non so, c'è la Costituzione che magari ce lo impedisce, però in realtà è una baggianata. Non esiste un referendum vinto che possa scadere da un momento all'altro. Perché lo dice il ministro? Questo è noi, ci siamo proposti per difendere anni fa unitariamente contro le scuole e la radioattività e dovremmo replicare quell'evento se ci danno molestie, perché stanno molestando quest'isola e la vogliono ridurre a zero. Prima con l'energia impiantando delle cose pazzesche, 850 siti che ci farebbero, che annienterebbero qualunque volontà di uso del territorio in maniera civile. E con le scorie avremmo finito di esistere, perché per tenerci lontani dovrebbero utilizzare i militari ugualmente perché sono dei luoghi inavvicinabili. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, io vi ringrazio tanto e speriamo di replicare questi eventi anche perché la sensibilità è diffusa, l'ho detto già nel referendum, ma lo ha detto anche la Pasquabello con la raccolta delle firme, è molto diffusa in Sardegna e quindi ovviamente la sensibilità già esiste, anche se ci siamo solo noi, non è un problema questo. Va bene, io vi ringrazio. Grazie Agostino Azzeni e agli amici dell'USB che continuando a sentire per il problema che riguarda tutti noi, il problema della salute. Franco Angioni, siete qui, avete messo una tenda e c'è la più grande solidarietà, quindi due parole e avete la solidarietà che riguarda tutti noi, quindi è per noi.
Grazie di essere presenti qui a rappresentare davvero Sardegna. Noi siamo qui da ieri, dopo mesi e mesi di abbiamo vagabondato tra assessorato, direzione generale, commissioni e quant'altro, e abbiamo ricevuto da queste persone, da questi parolai, solo chiacchiere e distintivo. È una vergogna perché questi 26 operatori sociosanitari della ASL Chiari si vedono negare il diritto al lavoro stabile e si vedono negare il diritto al lavoro stabile con una prepotenza e un'arroganza verso queste persone che rappresentano anche le loro famiglie. Non gliene frega niente di questi lavoratori e di rimando non gliene frega niente degli ammalati che vengono privati della garanzia di essere curati. Perché è un dato di fatto che oggi, mentre noi siamo qui a manifestare e mentre siamo qui lì a vivacare, questi qui oggi stanno distruggendo la sanità, ritornando a fare una riforma sanitaria dove non abbiamo bisogno, noi non abbiamo necessità che loro oggi si riuniscano e si spartiscano le poltrone. Questa è una vergogna, perché le priorità per noi non possono essere le poltrone e dare ai soliti noti i posti di potere e distruggere il diritto a una sanità pubblica che garantisca il diritto alle cure. Non è possibile che oggi si debba aspettare mesi e mesi per essere curati. Per chi può aspettare? Perché nella realtà poi le persone muoiono e muoiono nell'indifferenza di queste persone. Non è più accettabile questa situazione. Questa è una tematica che riguarda tutti, guardate bene, riguarda tutti. È una tematica che ci riguarda noi personalmente, come operatori che viviamo in prima persona l'emergenza che c'è all'interno degli ospedali. Dove ormai non si può garantire più le cure, perché nell'intero territorio isolano mancano gli ospedali, manca una sanità territoriale, mancano i medici, mancano tutto. Non può essere la priorità una terza riforma sanitaria. Il Presidente, tutto il Consiglio, l'assessore si vergognano per quello che stanno facendo, perché è una situazione inaccettabile. Chiediamo che questi lavoratori vengano immediatamente assunti. Quello che si sta portando avanti è un crimine verso questi lavoratori e verso gli ammalati. E penso a tutti noi, perché penso che siamo tutte persone che ci rechiamo agli ospedali a essere visitati e a trovare i nostri cari. Quindi oggi si difende il diritto alla salute, ma di una sanità pubblica, perché non si può barattare la salute per continuare a darla al privato e per essere visitati, pagare fiori di soldi. Qui la gente deve decidere se curarsi o morire, se vivere o curarsi. La gente non può andare a curarsi perché non bastano i soldi neanche per mangiare e la gente muore perché la sanità pubblica non viene garantita. Quello che sta avvenendo a livello dell'oncologico, stanno finendo le sale operatorie, l'unità oncologica che non viene più aperta, gli operatori che non vengono assunti. 26 OS hanno diritto di essere assunti, non hanno diritto anche tutti gli altri, quindi facciano un monitoraggio di quelli che devono assumere, ma si dia priorità a questa emergenza. Non ci interessano le poltrone e non ci interessano i posti al fare. Vi state rivelando peggio degli altri. Vogliamo risposte e risposte immediate. Noi da qui non ce ne andiamo. Adesso diamo la parola di Sardegna Pulita. Salve, senza tanta di niente. Fai finta di niente, continua andando, fai finta di niente, sei differente, fai finta di niente, ma non vuoi cambiarlo, fai finta di niente. Insieme per essere vincente, sarò una vita
insieme per essere vincente. Fai finta di niente, ci hanno mandato. Fai finta di niente, ci hanno inquinato. Fai finta di niente, se non mancato io, salvo non partita. Insieme per essere vincente, salvo non partita niente. Insieme per essere vincente, fai finta di niente, continua immigrato, fai finta di niente, resta amato, fai finta di niente. Ci hanno fregato e io salvo la vita di niente, insieme per essere vincente, salvo la vita di niente, insieme per essere vincente. I santi dovranno rivedersi un grande coordinamento, c'è un unico denominatore comune. La Sardegna ce la stanno togliendo: servitù militari, servitù industriali, servitù energetiche e adesso quelle radioattive. Grazie, il mio contributo è con le altre composizioni. Salgo la comunicazione, adesso devo presentare Marco Mameli della Sozza Consulata di Sardegna. Allora, io mi rapporto, cioè un po' di abitudine, e parlo soprattutto della necessità che tutti abbiamo, come abbiamo fatto nel 2019 con la costituzione dei vari comitati contro le scorie nucleari, mettere insieme le realtà diciamo associative, movimenti politici, movimenti cioè cittadini, comitati, ecco, riprendere quella strada in modo da ottenere risultati tangibili. E i risultati tangibili avvengono, è vero, cioè chiedendo alla politica di assumere impegni e di fare provvedimenti che vadano nella direzione dove noi auspichiamo, e che la maggior parte dei sardi condivide e diciamo, riesce anche molte volte con le firme, con il referendum a dire la sua. Ecco, ma inizia cioè con un confronto, secondo me, e un richiamo a tutti i comitati, a tutti i responsabili delle associazioni, perché si ci veda per affrontare almeno, io dico almeno una volta all'anno, quelle che sono le emergenze della Sardegna. Perché così come stiamo andando avanti, ci stanno prendendo pezzettino per pezzettino, uno per volta, e uno per volta le cose non vanno bene. Per cui invito a Cristiano, visto che non ha diciamo, preso l'iniziativa, di convocare un coordinamento di tutte le associazioni, di tutti quelli che siamo riusciti a coinvolgere precedentemente, non perché dobbiamo guardarci il culo, ma perché dobbiamo andare avanti. Abbiamo necessità di una spinta, di un'unità e soprattutto di imparare a volerci bene, perché gli altri ci vogliono male e comunque vogliono la nostra sconfitta. Noi vogliamo invece la nostra vittoria e la vittoria del popolo sardo. Per cui diamoci l'appuntamento, ripetiamoci, rincontriamoci per discutere delle cose principali e importanti che ci sono da affrontare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi per la Sardegna, per le sardi. Grazie. Allora,
incominciamo le divisioni, noi terminiamo qui se non ci sono altri interventi. Ricordiamo, non abbiamo bisogno di divisioni, ognuno di noi merita rispetto per quello che sta facendo, come ha detto Marco, come stavamo invitando Cristiano, ma soprattutto la Confederazione Sindacale Sarda, riunire questo grande tavolo ed evitare le divisioni, evitare le antipatie. Sono Gramsci, Antonio, che tutti abbiamo letto, non conosciuto personalmente, ha ragione quando diceva che in Sardegna più della malaria uccide l'invidia. Ancora oggi è così. Dobbiamo mettere fine a questo. Basta con chi contesta questo, contesta quello. Siamo pochi, diventiamo molti se evitiamo le divisioni. Saliamo qui. Okay. Grazie. Si riceverà informazione a proposito. Grazie Marco Manini per la strumentazione messa a disposizione. Grazie a tutti voi. Alla prossima, presto. Come ha detto Marco, questa è una manifestazione, un sit-in, un catalizzatore chiamato, della mobilitazione. Allora, chiunque sia iscritto sul comitato non nucleo, tutte pettine deve essere iscritto. Cioè basta che manda un messaggio WhatsApp e questa pagina, guarda, questa pagina non nucleo non l'hanno hackerata, esiste adesso 2011, ma come esiste una pagina sostitutiva che si narra Sardegna non nucleo. Potete inviare un messaggio a Sardegna non nucleo oppure direttamente a me e a chi vostra iscrizione su comitato non nucleo, non storie, lo iscrive le mobilitazioni che sono in corso. Come è andato Marco, grazie alla collaborazione poi ci siamo tanto sul coordinamento non nucleo, lanciamo questo appello come mobilitazione del generale, del cruce incisivo. Di nuovo grazie a tutti.